Buongiorno e benvenuti come sempre in diretta a questa edizione di Focus TG. Trascorreremo assieme un'ora e mezza con tutte le notizie, tutte le ultime novità dal Veneto e con vari collegamenti di aggiornamento dalle nostre redazioni. Tra poco ci collegheremo peraltro con Salzano, dove nel tardo pomeriggio di ieri si è verificato un incendio di vaste proporzioni all'interno di un'azienda. Faremo il punto con i nostri inviati. Nel frattempo rimaniamo nel veneziano per darvi la notizia di un'altra spaccata, l'ennesima, a Mestre, al ristorante Amelia Romana in via Milanese, a 2 passi da via della Giustizia. Finita nelle cronache la via nelle ultime settimane per i problemi con i tossicodipendenti e il degrado. Il conto è arrivato a 7, forse 8 colpi nel locale, come constata amaramente il titolare Luca Serpente in un post su Facebook, a cui allega anche le foto dell'ultimo assalto. Le state vedendo: vetri rotti, porte forzate, zero bottino perché nel frattempo suona l'allarme e arrivano le forze dell'ordine. Restano i danni tanti e pesanti che il titolare dovrà riparare. Lo sfogo del titolare su Facebook: quante volte dovete rompere vetri, forzare porte per poi andare via perché suona l'allarme ed arriva la polizia. Danni su danni perché, maledetti vermi ignoranti, scrive, non sapete leggere neanche 10 cartelli gialli che vi avvisano che l'area è videosorvegliata e allarmata. Un altro colpo, invece una rapina, si è verificata al supermercato di Villatora di Saonara, dove 2 banditi si sono presentati alla cassa con una pistola. Paura a Villatora di Saonara, dove 2 banditi armati di pistola hanno fatto irruzione nel supermercato Prix, affrontando le cassiere, minacciandole e costringendole a consegnare l'incasso, circa 900 euro, per poi fuggire. Una rapina durata pochi istanti. I 2, entrati come semplici clienti, in realtà avevano il volto coperto con sciarpe e cappelli e si sono diretti verso le casse, facendosi consegnare i soldi sotto la minaccia di almeno una pistola, non si sa se vera o giocattolo. I 2 banditi sono poi fuggiti a piedi, dileguandosi rapidamente, forse attesi all'esterno da un complice in auto. Sul posto i carabinieri di Legnaro e di Piove di Sacco, mentre per fortuna non si sono registrati feriti. Le indagini si baseranno sulle testimonianze di dipendenti e clienti, ma anche sulle immagini delle telecamere di videosorveglianza, comprese quelle pubbliche lungo le strade. E allora siamo pronti, credo, a collegarci in diretta con Anna Maria Parisi, che con la collaborazione tecnica di Sandro Ponchio si trova a Salzano in compagnia del sindaco Luciano Bettetto, forse. Adesso vediamo, ci racconta tutti gli aggiornamenti. Anna Maria, buongiorno. Sì, buongiorno Filippo, eccoci, siamo in collegamento con il sindaco Luciano Bettetto, che ringraziamo di essere qui con noi proprio dal capannone di una ditta di gastronomia, la Food Lab, che è alla mia destra, che ha preso fuoco nel tardo pomeriggio di ieri con l'allarme scattato alle 18. Tanta la paura, ieri sindaco, si è vista questa nube nera, fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Certo è che è stato escluso dall'ARPAV il rischio, un rischio chimico, perché si vedeva questa grande e alta densa nube nera. C'erano gli imballaggi, il cibo, gli ordini che dovevano partire già per le varie ristorazioni, bar locali, Venezia, Treviso, tra le piazze principali. Ci diceva il titolare: si sa che cosa sia successo? Vediamo i tecnici dei vigili del fuoco ancora oggi al lavoro. Sì, sono ancora qui presenti, anche stamattina sono stati qui tutta questa notte e sono presenti anche adesso. Dobbiamo dire che siamo stati fortunati che nessuno si è ferito, non c'è stato nessun problema per quanto riguarda la salute dei lavoratori, perché avevano chiuso prima che succedesse il fatto, ma quello che si chiedono è che fatalità fino a mezz'ora prima erano qua, dopodiché è successo il disastro. Quindi fortunatamente nessuno è stato coinvolto. Siamo preoccupati per gli edifici vicini, perché è una continuazione del capannone e quindi la tenuta del tetto da una parte è sicuramente inagibile, perché con la biscottata che ho preso ieri sera è assolutamente inagibile per quanto riguarda la tenuta.
caduta proprio delle travi, ma abbiamo la preoccupazione anche per quanto riguarda gli edifici vicini, che sono attualmente uffici che dovrebbero funzionare e sono delle ditte che perdono giorni di lavoro, quindi adesso ci sarà una perizia e speriamo che possa essere convalidare il fatto di dire che non ci sono problemi particolari. Ecco, poco fa abbiamo parlato anche con il titolare che lo vediamo adesso al telefono con le immagini di Sandro Ponchio, e ci diceva come ieri sera avesse chiuso l'attività proprio il padre, che è qui presente intorno. Presente qua, che è stato presente anche tutta ieri sera. Io sono stato qui tutta ieri sera e anche questa mattina presto. Perché sono un'attività di eccellenza, e dispiace quando succedono queste cose, perché mettono in crisi non solo loro ma anche tutte le persone, quelli che lavorano vicino. Quindi 8 le famiglie che lavorano con quelle del proprietario e un altro socio, quindi sono in 10 in totale, e ci diceva che mentre papà aveva chiuso l'attività erano le 17:30, era tutto sotto controllo, ancora non era successo il rogo e lui era in giro per distribuire appunto gli ordini, quando poi è scattato l'allarme alle 18. Inizialmente si pensava addirittura ad un ladro o qualche malintenzionato, invece poi la cattiva notizia nella cattiva notizia. Certo. Mi hanno avvertito ieri sera i passanti che erano qui, c'era anche un consigliere comunale in zona, mi hanno avvertito subito i carabinieri di presentarsi in zona, perché la cosa era seria, molto seria, c'era delle fiamme addirittura a 30 metri sopra il capannone, quindi era veramente una cosa che ci ha resi preoccupati tanto, soprattutto per la salute della gente. Poi la nube pensavamo fosse una nube tossica, invece abbiamo avuto la conferma per quanto riguarda l'ARPA che i prodotti che c'erano dentro, c'era carta, quindi tutto sommato insomma non è che fosse pericolosa. Siamo un po' dispiaciuti e disperati dal fatto di vedere un'azienda del genere che andava bene, che erano 6 anni che lavorava qua e che purtroppo si trova adesso a piedi con tutto. Vedremo se siamo capaci di trovare magari una soluzione diversa, qualche capannone che è libero per poter continuare questa attività, perché insomma le persone hanno bisogno anche di lavorare. Grazie Sindaco, grazie. E allora, se non hai domande da studio ti restituisco la linea. Prima però volevo dirti una cosa, Filippo, che è il proprietario della ditta. Questo imprenditore è un giovane imprenditore ed è uno chef che ha lavorato nei ristoranti stellati di tutto il mondo prima di tornare qui a casa sua in questa zona. Aveva un'attività, un locale ad Olo, quindi poi l'ha chiusa, ha aperto questa attività fine 2019, poi invece è arrivato il Covid e comunque con tanta fatica si è tirato su, quindi lodevole anche da parte sua, Sindaco, che si stia dando da fare per cercare immediatamente una soluzione alternativa. Sì, uno dei titolari abita anche qui a Robegano, quindi insomma è una persona che conosciamo, che quindi ci dispiace tantissimo, non solo perché la conosciamo, ma per quello che è accaduto e a tutte le famiglie che lavorano dentro. Ecco. Grazie al Sindaco Bettetto, linea a te Filippo. Grazie ad Anna Maria Parisi, al Sindaco di Salzano, in collegamento in diretta. Diamo anche un rapidissimo sguardo a quello che scrivono le testate online dei quotidiani locali, partendo dal Gazzettino. Vedete la notizia di oggi si riferisce alle tangenti per la RSA Santa Maria di Sala. L'ex sindaco Fragomeni: è vero, me ne pento amaramente, Chiesi 100.000 euro. Ed ora ci spostiamo a Padova per raccontarvi di un terribile incidente che si è verificato questa mattina lungo la tangenziale in direzione Abano. Una moto si è scontrata contro un'auto e è deceduto il Centauro. Per tutti gli aggiornamenti dell'ultima ora ci colleghiamo in diretta con Valentina Visentina e Cristian Roque Allende. Buongiorno Valentina. Buongiorno da Padova. Purtroppo l'ennesimo incidente stradale ancora una volta vede protagonista come vittima un giovanissimo. Infatti è notizia di pochi minuti fa che la vittima era la guida della moto che si è scontrata con un'auto lungo la tangenziale al confine tra Abano e Padova. Ha appena 20 anni, è un ragazzo di Abano, viaggiava in sella ad una Aprilia 125 da Abano in direzione Padova, si è scontrato con un'auto
l'auto che invece percorreva la tangenziale in senso di marcia opposto e quindi da Padova andava verso D'Abano e stava imboccando la direttissima. Non ci sono telecamere lungo quel tratto di strada e quindi la polizia locale sta cercando di ricostruire la dinamica con i rilievi e con le testimonianze del conducente dell'auto che è rimasto illeso. A quanto pare la moto è stata catapultata sul senso di marcia opposto e l'automobilista non ha potuto far altro, cioè non è riuscito a frenare in tempo e la moto si è incastrata sotto l'auto. Sul posto immediati i soccorsi del SUEM 118 che però non hanno potuto far altro che constatare il decesso del giovane motociclista. Sotto shock il conducente dell'auto che si è scontrato con la moto, è un uomo di Firenze di 57 anni che viaggiava insieme alla moglie. Da prassi è stato verrà sottoposto nelle prossime ore ad alcol test, sta fornendo le prime informazioni agli agenti della polizia locale che hanno chiuso quel tratto di tangenziale proprio sullo svincolo, deviando il traffico, deviata anche una tratta dei mezzi di trasporto pubblico in direzione Abano che ha subito appunto una deviazione. Le cause dell'incidente appunto sono al vaglio della polizia locale che sta cercando di ricostruire. Non è chiaro al momento se ci sia infatti anche un altro veicolo coinvolto, quindi un terzo veicolo coinvolto che possa in qualche modo anche involontariamente aver provocato la sbandata fatale costata la vita al giovane motociclista. Ovviamente maggiori dettagli su questa tragedia della strada nelle edizioni serali dei nostri telegiornali. Intanto la linea allo studio. Grazie a Valentina Visentini in collegamento in diretta con la collaborazione tecnica di Cristian Roque Allende. Sabato sera ad Este la titolare di un mini market di via Principe di Savoia è stata rapinata da un giovane di colore che armato di coltello le ha chiesto il denaro della cassa. Dammi i soldi, ho fame, ha detto il giovane che una volta ottenuti 30 euro della cassa prima di scappare ha ringraziato la stupita negoziante. Grazie, mi dispiace, poi te li riporterò, sono state le sue parole. La 77enne, titolare del piccolo alimentare, sempre sabato aveva durante la giornata di lavoro allontanato due donne che erano entrate mentre una cercava di distrarla, l'altra si era avvicinata alla cassa. La negoziante, dopo i due episodi, ha allertato i carabinieri. Prosegue l'indagine della procura sui bilanci del sindacato dei medici di medicina generale, nuovi controlli da parte della Guardia di Finanza. Nuovo capitolo nell'inchiesta della Procura sulla gestione dei conti correnti della sezione di Padova della FIMG, la Federazione Italiana dei Medici di Medicina Generale. Indagato è l'ex segretario, il dottor Domenico Crisarà, da chiarire l'impiego di circa 80.000 euro che secondo l'accusa sarebbero stati gestiti in maniera personalistica da Crisarà. Ora la Procura avrebbe dato incarico alla Guardia di Finanza di controllare anche la gestione del denaro negli anni precedenti, chiedendo al medico riscontri e pezze giustificative. Una vicenda che sta alimentando tensioni all'interno del sindacato. Intanto 2 medici, componenti del Consiglio dell'Ordine, si sono dimessi il 7 marzo in segno di protesta. Tutta la vicenda è nata dal nuovo direttivo della Federazione dei Medici di Medicina Generale, che una volta insediato ha iniziato le verifiche interne dei bilanci. Ed invece è stata rinviata al 14 ottobre prossimo l'udienza sul caso Una Bomber convocata dal GIP Luigi Dainotti al Tribunale di Trieste. Ci sono circa 20 persone in più rispetto alle 11 già note, alle quali verrà prelevato il DNA su base volontaria per i necessari confronti tecnici. Adesso il confronto verrà fatto nei confronti di queste altre persone la cui verifica era stata solo prospettata e ovviamente questa è un'attività che determina un allungamento dei termini per il quale oggi quindi è stato rinviato il procedimento appunto al 14 di ottobre. Quante persone sono? Dalla lista che abbiamo visto intorno a una ventina di persone. Con la ventina di nuovi nomi che si aggiungono agli 11 indagati, sono in tutto 31 le persone coinvolte nell'inchiesta su Una Bomber, riaperta dalla Procura di Trieste nel novembre del 2022. Lo hanno appreso questa mattina gli avvocati difensori di alcuni degli indagati nel corso della breve udienza convocata dal giudice per le indagini preliminari Luigi Dainotti e rinviata al prossimo 14 ottobre. I 20 nomi non sono in realtà nuovi, in quanto figurano in un allegato agli atti dell'inchiesta, ma non risultano indagati. L'allargamento della platea di indagati era già
previsto fin dall'inizio dell'indagine. Questi nominativi sono già contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, non si capisce perché non fossero però già stati inseriti nella lista degli indagati. Fatto sta che così non è stato, pertanto a questo punto si allarga la platea e è necessario più tempo per espletare le operazioni. A questo gruppo di persone verrà chiesto di sottoporsi volontariamente al prelievo del DNA. In caso di diniego il GIP potrà valutare se disporre il prelievo coatto. La maggioranza degli 11 indagati ha già accettato di fornire il DNA, che sarà analizzato e messo a confronto con i reperti trovati sui luoghi degli attentati del Bombarolo del Nord-Est dal generale Gianpietro Lago, comandante dei RIS di Parma, e dall'antropologa molecolare forense Elena Pilli dell'Università di Firenze. C'è effettivamente una difficoltà di comunicazione tra i periti del giudice e i periti di parte. Cioè, tant'è vero che noi apprendiamo poi così, in questo caso addirittura dalla stampa, che sarebbe stata allargata la platea. Tra gli 11 indagati nell'inchiesta riaperta c'è anche Elvo Zornitta, l'ingegnere di Azzano X, che fu accusato di essere una bomber, poi scagionato nel 2009, poiché la prova regina che lo doveva inchiodare, un lamierino, risultò manomessa. Lascia immaginare a tutti come può vivere uno che ha passato quello che ha passato quest'uomo. Cioè, sono 20 anni che dentro il tritacarne, ne ha passate di cotte e di crude immeritatamente, perché io sono ultra convinto che lui sia assolutamente estraneo, ha pagato un conto veramente eccessivo. Provate a immaginare adesso a distanza di 20 anni che rientra dentro nel tritacarne. La Guardia di Finanza di Vicenza ha sgominato un'associazione criminale dedita al riciclaggio internazionale tramite sportello bancario abusivo. È stato riciclato denaro contante per almeno 110 milioni di euro, 13 gli arresti, ci racconta tutto da Vicenza Luisa Bertini. Importante operazione della Guardia di Finanza di Vicenza che riguarda il riciclaggio internazionale. Siamo in compagnia del comandante della Guardia di Finanza Cosmo Virgilio. Importante operazione oggi. Sì, diciamo un'attività che abbiamo iniziato a novembre del 2021 sotto la direzione della Procura della Repubblica di Vicenza. Oggi su ordine del GIP di Vicenza abbiamo eseguito 13 ordinanze di custodia cautelare, di cui 8 in carcere e 5 domiciliari. Stiamo eseguendo un decreto di sequestro preventivo per circa 1,5 milioni. L'ipotesi è quella di un riciclaggio di denaro contante per circa 110 milioni di euro che sostanzialmente proviene da delle condotte di frode fiscale, di evasione fiscale di alcune società sostanzialmente operanti un po' in tutto il nord Italia, da Brescia, Mantova, Alessandria, Vicenza, Padova, Verona, che sfruttando una sorta di sportello bancario abusivo gestito da un soggetto di nazionalità cinese riusciva a trasferire all'estero denaro attraverso flussi finanziari giustificati da transazioni commerciali fittizie, cioè da fatture false, per poi retrocedere questa mole di denaro ai soggetti beneficiari della frode a un costo minimo di 1,5% dell'importo trasferito. Quindi sostanzialmente abbiamo intercettato circa 556 viaggi di cosiddetti spalloni che portavano grossi quantitativi di denaro contante. Ecco, lei prima faceva riferimento anche ad altre province coinvolte, ci sono perquisizioni in corso? Ci sono delle perquisizioni in corso, stiamo completando le operazioni anche grazie al supporto dei colleghi del posto, grazie anche all'unità cinofila Cash Dog, che è quella che diciamo ricerca il denaro contante. Riteniamo che nella giornata di oggi riusciamo a chiudere l'attività, insomma, che come dicevo è coordinata dalla Procura della Repubblica di Vicenza. Ecco, come avete sentito, un'operazione a livello internazionale che riguarda diverse province anche del nord Italia. Io ringrazio il nostro ospite, il colonnello Cosmo Virgilio. Noi ringraziamo Luisa Bertini per questo contributo da Vicenza. Una discarica abusiva di Eternit è stata scoperta sempre dalla Guardia di Finanza. Questa volta però ci siamo spostati nella zona industriale di Porto Marghera. Il materiale per oltre 650 kg è stato individuato in un container in stato di abbandono, stipato in alcuni sacconi in assenza delle autorizzazioni necessarie. Il responsabile dell'area è stato denunciato e un altro sequestro è stato effettuato dalle Fiamme Gialle a
Dolo, quindi sempre in provincia di Venezia, in un'area privata di oltre 2700 metri quadri, con decine di automobili accatastate, 2 roulotte, 2 moduli abitativi inagibili, oltre a pneumatici, calcinacci, legname, materiale ferroso, rottami ed elettrodomestici. Ora parliamo di 2 casi di maltrattamenti ai danni di anziani che arrivano da Bassano del Grappa. In un caso a picchiare e molestare la nonna è stato un nipote. Sono intervenuti i carabinieri di Bassano per fermare i maltrattamenti continui di un nipote nei confronti dell'anziana nonna. A rivolgersi ai militari è stato, alla fine del mese di gennaio, un parente della vittima che ha raccontato come da diversi anni il nipote molestasse l'anziana con la continua richiesta di denaro, arrivando anche a violenze di tipo fisico. Prostrata, l'anziano non aveva più la forza di reagire, nemmeno di recarsi al pronto soccorso per curare le lesioni. Sulla scorta della denuncia, i carabinieri hanno raccolto le prove necessarie. Nei confronti del nipote che vive a Bassano, il GIP di Vicenza ha quindi emesso un'ordinanza di custodia cautelare e di allontanamento dalla casa familiare con applicazione del braccialetto elettronico. Da Bassano a Colceresa, dove i carabinieri hanno dato esecuzione a un'ordinanza di divieto di avvicinamento alla dimora di un anziano perseguitato dal vicino di casa con continue intimidazioni, ingiurie, danneggiamenti e molestie. Andranno a processo un gruppo di nomadi accusati di aver commesso 17 truffe agli anziani tra le province di Padova, Treviso e Vicenza. Le vittime dei raggiri erano tutte ultra ottantenni. I colpi sono stati compiuti tra l'agosto del 2022 e il febbraio del 2023. In appena 8 mesi erano riusciti a derubare 17 anziani raggirandoli con la tecnica della telefonata da parte del finto avvocato, del finto maresciallo che chiedeva soldi per risolvere una situazione grave in cui si era cacciato un figlio o un nipote. Una banda di 5 nomadi residenti tra le province di Treviso e Pordenone andranno a processo il prossimo 12 novembre per truffa aggravata in concorso. L'inchiesta era stata condotta dalla procura di Padova. Gli ultra ottantenni raggirati tra l'agosto del 2022 e il febbraio del 2023 vivevano tra le province di Padova, Treviso, Venezia e Vicenza. Il colpo più grosso ai danni di un 82enne di Montebelluna, da cui si erano fatti consegnare con l'inganno quasi 60.000 euro tra contanti e gioielli. I colpi anche a Padova, dove ad un'anziana avevano rubato 40.000 euro, e poi Asolo, Fonte, Riese, Pio X, Pieve del Grappa, Pederobba, Spinea, Romano de Zelino, Bassano e Rossano Veneto. L'indagine della procura di Padova era partita dopo una truffa commessa a Vigonza ai danni di un 87enne che aveva consegnato soldi e gioielli per salvare un nipote coinvolto in un fattomatico incidente. Durante le perquisizioni nelle abitazioni dei nomadi sono stati ritrovati molti preziosi rubati e documenti di orologi di valore. Taglio del nastro del nuovo bacino di laminazione di Trissino e Arzignano, un'opera della Regione Veneto da oltre 40 milioni di euro che proteggerà dalle piene fluviali il Basso Vicentino, la Bassa Padovana e parte del Veronese e del Veneziano. Ogni promessa è un debito, o meglio un impegno verso tutto il territorio, se parliamo di opere come il bacino di laminazione Agnoguà, sul taccuino delle infrastrutture da realizzare dalla Regione Veneto dal 2010, dopo la tragica alluvione nel Vicentino. Un investimento di oltre 40 milioni di euro, un bacino, quello di Trissino e Arzignano, costruito in 8 anni per proteggere e preservare dalle piene fluviali tutta la zona del Basso Vicentino, la Bassa Padovana e parte della provincia di Verona e Venezia. Sono 3 casse di espansione che riescono a contenere 3 milioni e mezzo di metri cubi d'acqua, 80 ettari di area interessata e che consentono di tenere la portata di questo corso d'acqua l'Agno al di sotto dei 300 metri cubi al secondo, che è una portata che poi, scendendo a valle insieme all'altro bacino di laminazione che c'è più a valle, quello di Montebello, consente di far transitare nel territorio della Bassa Vicentina e Padovana una quantità d'acqua che consente di garantire la sicurezza dei cittadini. Un'inaugurazione del bacino solo formale, attivato infatti già durante l'ultima ondata di maltempo. Il bacino appunto l'abbiamo visto in funzione nelle scorse settimane e ha fatto naturalmente il suo dovere, ecco, quindi ha smaltito, diciamo, queste ondate di piena, evitando così ulteriori allagamenti in altri territori. Ha salvato il territorio? Sì, ha salvato il territorio in questo caso e quindi possiamo dire che è un'opera ben fatta e ben realizzata che è arrivata a compimento, quindi dobbiamo ringraziare in questo caso la Regione Veneto. Un'area verde di 80 ettari completamente riqualificata e a servizio dell'intera comunità.
Oggi abbiamo inaugurato un'opera che ci fa fare 2 scalini in più, uno per la sicurezza idraulica, che è la cosa per cui è nata quest'opera, ma uno anche, insomma, parliamo di qualità di vita. Credo che oggi a Trissino possiamo dire di avere un qualcosa per fare qualità di vita, perché queste passeggiate, queste piste ciclabili immerse nel verde ovviamente sono una riprova. Ieri anch'io con la mia famiglia sono venuto qui e vedere 1 migliaio di persone tutte felici, dall'anziano alla persona, al bambino, che frequentavano questo posto, credo che sia la vittoria più grande. Ed erano in centinaia i cittadini presenti all'inaugurazione, una folla che racconta l'importanza dell'opera per tutto il territorio. I cittadini, quando vedono l'amministrazione che lavora e produce, sono presenti per ringraziare e per riconoscere questo lavoro. Se vivi di chiacchiere, i cittadini non vengono. È stato un taglio del nastro affollato, quello di Trissino, con tantissimi cittadini presenti per l'inaugurazione del nuovo bacino di laminazione. Abbiamo raccolto le loro voci. Una folla di cittadini di Arzignano e Trissino, ma non solo, famiglie, studenti, anziani o semplici curiosi da tutto il territorio veneto. Un bacino di laminazione, quello delle piene del fiume Agno-Eguà, il 23esimo nella regione, già in azione durante il maltempo di inizio mese, che ha visto per il suo debutto ufficiale la presenza di un'intera comunità. È importante perché vedere questa laminazione è uno spettacolo, oltre che serve per tutto, serve anche per l'ambiente. Lei è un cittadino di? Di Trissino. Noi abitiamo qui vicino e siamo spesso qua col parco giochi, con i nipoti, e fatto una bella opera, insomma. Perché contiene, per salvare i paesi dalle inondazioni dell'acqua. Quindi un'opera che aspettavate tutti? Certo che sì. Preserva appunto dei disastri che si possono verificare, insomma, con abbondanti piogge. Abbiamo già visto che, insomma, è servito, insomma, già adesso. Finalmente hanno finito le opere qua che aspettavamo da tanti anni per salvare il territorio. Si è visto anche nel 2010 cosa è successo qua a Trissino, case sotto acqua, no, veramente siamo veramente contenti, penso la popolazione sia veramente contenta. Bacini che salvano le città questi? Beh sì, ci voleva, per fortuna che li hanno fatti. Ed ora parliamo di elezioni provinciali, partiamo con Padova, dove la lista di centrosinistra è la più votata rispetto alle 4 del centrodestra, che si è presentato diviso. Come saprete, per il Consiglio provinciale votano consiglieri comunali e sindaci. Il centrosinistra esce vincente dalle elezioni provinciali. La lista sostenuta da PD e Civici è la più votata con il 36%, ma il centrodestra, unendo i risultati delle 4 liste, riesce a conquistare 10 consiglieri su 16. 4 consiglieri vanno alla Lega, il partito di centrodestra più votato con il 27,5%, 2 all'ODC che ha raddoppiato i voti ottenendo il 13,3%, 2 a Fratelli d'Italia che ha ottenuto un risultato non propriamente positivo, fermandosi al 12,3%, e infine 2 a Forza Italia che ha preso il 10,8%. 6 consiglieri invece vanno al centro-sinistra. Ora il presidente Sergio Giordani, che non è stato sottoposto a giudizio del voto perché la sua carica dura 4 anni, dovrà ricostruire gli equilibri politici ridistribuendo le deleghe e soprattutto la carica di vicepresidente. Il consigliere più votato è stato il leghista Daniele Canella, sindaco di San Giorgio delle Pertiche. Canella ha ottenuto 9.200 preferenze. Credo sia stata una bella giornata di democrazia, o insomma quantomeno di semidemocrazia, visto che sapete che io preferirei l'elezione delle province direttamente ai cittadini, però fin tanto che c'è questa legge che le vede a secondo livello, credo sia stata una bella pagina della storia della provincia di Padova, perché comunque con così tante liste e con così tanti candidati si è dato la possibilità a tutti i territori di esprimersi, di votare, la partecipazione e l'affluenza è stata altissima e il risultato che ci consegnano le urne è quello di un consiglio comunale eterogeneo e quindi ampiamente rappresentativo di tutte le sensibilità e anche di tutti i territori della provincia di Padova. I consiglieri leghisti eletti oltre a Canella sono Eleonora Mosco, Stefano Baraldo e Roberto Cruciato. L'UDC conferma Vincenzo Gottardo ed elegge Silvia Libardi. Consiglieri per Forza Italia Valentino Turetta, sindaco di Teolo, e Daniela Bordin. Per Fratelli d'Italia Matteo Cavattone e Luigi Sabattino. Il secondo più votato in termini di preferenze è stato il Dem Alessandro Luigi Bisato, che ha raccolto oltre 8.000 preferenze. Nel centro
centrosinistra, eletti anche Massimo Momolo, sindaco di Battaglia Terme, Stefano Agugiari Stoppa, Paola Martini in quota Partito Democratico, Emanuela Gastaldello, Veneto che vogliamo, e Carlo Pasqualetto di Azione. Questi dunque i risultati delle elezioni provinciali a Padova. Più tardi vedremo anche come è andata a Treviso, ma intanto ci colleghiamo, come è andata a Belluno, mentre ci colleghiamo adesso in diretta con Treviso. La città diventa un set perché è stata presentata questa mattina a Palazzo Rinaldi la fiction L'ispettore Stucchi. Tra i protagonisti c'è l'attore Giuseppe Battiston, tanti i presenti questa mattina, anche la Veneto Film Commission con il nostro direttore Luigi Baciali, ma ci racconta tutto in diretta Sharon Di Carlo. A te la linea, Sharon. Sì, buongiorno Filippo e buongiorno a tutti i telespettatori. Treviso torna ad essere un set cinematografico e sono in compagnia del sindaco Mario Conte. Buongiorno sindaco. Buongiorno a tutti e benvenuti in questo set cinematografico. Che cosa è stato presentato questa mattina? Il commissario Stucchi è in città e quindi questa fiction che andrà in onda sulle reti nazionali, che parte da una storia di Fulvio Ervas, quindi tutto in salsa veneta, trevigiana, che sarà una fiction che si svilupperà con 6 puntate interamente registrate in città e nel nostro territorio, quindi grande soddisfazione. Primo Chuck è stato ieri. Primo Chuck è stato ieri e per 5 settimane avremo l'onore e la fortuna di ospitare tutto il cast e gli operatori per questa grande produzione nella nostra città, che accoglie a braccia aperte tutti coloro che vogliono fare cinema in questo set naturale che è la città di Treviso. Filippo, non è la prima volta che Treviso viene scelta come set cinematografico. Sindaco, come mai è così bella Treviso allora? Sì, è bella, speriamo tra l'altro che non sia l'ultima, lavoriamo anche per il futuro perché è uno strumento alternativo per promuovere la città. Devo dire che si presenta sempre benissimo Treviso, colpisce la sua bellezza, gli scorci, le vie, ma colpisce molto anche l'approccio della comunità, che è molto spontanea ed affettuosa e fa star bene coloro che vengono qui per lavorare, e quindi sono convinto che torneranno in tanti. Un'opportunità anche economica sociale, dicevamo questa. Sì, assolutamente. Dove atterrano le fiction poi c'è un ritorno anche turistico importante. Sono convinto che anche Treviso e il territorio della Marca trevigiana sapranno cogliere questa opportunità. Una star in questa serie, Giuseppe Battiston. Sì, Battiston è un mito della cinematografia italiana e quindi per noi è un onore averlo qui in città, è un onore la sua presenza in questa conferenza stampa, ma soprattutto ci riempiono di orgoglio le sue parole di apprezzamento nei confronti della città e della comunità trevigiana. Poi Filippo ha uno scoop, il sindaco sta per essere scritturato, corretto? No, questo capolavoro, questa fiction non voglio rovinarla con la mia presenza e quindi mi limiterò a guardare la fiction dal divano. Grazie mille al sindaco Mario Conte. Da Treviso è tutto, vi restituiamo la linea. Grazie a Sharon Di Carlo in collegamento in diretta da Treviso con la collaborazione tecnica di Alberto Pivetta. Noi adesso ci colleghiamo, invece passiamo da Treviso a Romano Dezzelino, quindi ci spostiamo nel Bassanese per raccontarvi di un percorso che dalla Pedemontana arriva a Berna in Svizzera con un carico di ramoscelli di olivo. Ogni anno lo compie Mario Farronato dei Doris, sacrestano di Romano Dezzelino, che porta gli ulivi al fratello sacerdote. Allora andiamo subito a Romano Dezzelino, dove c'è per noi Chiara Gaiani. Buongiorno Chiara. Filippo, buongiorno ai telespettatori. Ci troviamo nel garage, che in realtà è il laboratorio del signor Mario che ci ha accolto me il collega Renzo Rigon. Ecco, sta preparando questi magnifici ramoscelli d'ulivo perché domenica prossima è la Domenica delle Palme e in Svizzera non sanno neanche che cosa sono questi ramoscelli, vero signor Mario? No, non sanno. Loro hanno scoperto circa 40 anni fa, anche più, forse qualcuno in più. E per caso io, siccome ho un fratello dei Scalabrini di Bassano, e lui sono 50 anni che ha sempre lavorato all'estero, in Svizzera più di 40 anni. E il suo tempo ha portato su un paio di rammete, una cosetta un po' così, ecco, un centinaio, e da quell'anno hanno cominciato a vedere l'olivo, per loro non sanno neanche cos'è l'olivo.
Perché viene benedetto la Domenica delle Palme? Tra l'altro, insomma, il signor Mario non ci ha detto che il fratello, padre Valerio, era al seguito degli emigranti italiani in Svizzera, quindi insomma un'opera davvero meritoria. Questi rametti vengono portati ogni anno da lei con alcuni volontari prima preparati. Poi questo viaggio di 700 chilometri che non va solo in una città della Svizzera, perché insomma è stato importato questo bel gesto. Dove va in Svizzera? Allora, prima vado a Berna, dopo da Berna, giovedì da Berna vado a Basilea, sicché un 5.000 più o meno così a Berna e 8.000 a Basilea. Ha iniziato con suo padre, vero? Sì. Mio padre e mia mamma 45 anni fa, alla fine anni 70 abbiamo cominciato insomma un po', e dopo i genitori sono mancati, e allora io e anche mio fratello, che adesso è mancato, abbiamo un po', come si può dire, continuato la tradizione un po', anche perché io personalmente sono andato su parecchi anni a portarlo là da loro. Per loro è una cosa straordinaria, per loro non hanno mai visto, non sanno neanche cos'è l'olivo. Certo, ascolti, adesso allora con Renzo ci fa vedere quanti ne ha già preparati, che così li facciamo vedere anche ai telespettatori. Signor Mario, vada avanti lei, noi passiamo davanti alla telecamera velocemente, guardate quanti sono pronti per andare in Svizzera. Quanti sono, signor Mario? Questi sono 13.000, sono tutti pacchi da 500, cioè sono uno da 100 prima e dopo da 500. Ci raccontava prima l'emozione di quando le persone lo prendono la Domenica delle Palme, che lo conservano quasi come una reliquia. Quando arrivi là, i primi anni, io ricordo stato su parecchi anni, portarlo, vengono lì col cellofan e mettono la mettere così, le mettono dentro sul cellofan, perché per loro è una cosa straordinaria. Per loro usavano il bussolo, non so come si chiama in italiano, le piantine là sempre verdi che fanno le siepi, usavano quello. Hanno cominciato con l'olivo, perché l'olivo è una tradizione ancora dei primi anni dei cristiani, cioè l'orto degli olivi e così via. Ecco, vi facciamo vedere anche questi, che sono quelli più grandi, che poi vengono lasciati nelle chiese, e vedete come sono preparati con cura ma anche con grande meticolosità. Poi lei non resta in Svizzera per la Domenica delle Palme, perché deve correre a Romano, l'aspettano, vero? Ho degli impegni qua in parrocchia e io torno qua in parrocchia perché anche c'è necessità di lavorare anche nel proprio ambiente. Perché il signor Romano deve essere presente, essendo il sacrestano, per quella che è una delle domeniche più importanti dell'anno per i fedeli. Allora ringraziamo il signor Romano per averci ospitato, ringrazio anche il collega Renzo Rigone da Romano Dezzelino con questa splendida immagine degli olivi che saranno poi benedetti in Svizzera la Domenica delle Palme. Filippo, ti restituisco la linea. Grazie a Chiara Gaiani, in collegamento in diretta da Romano Dezzelino. Noi poco fa abbiamo parlato delle elezioni provinciali a Padova, adesso andiamo a vedere come è andata a Belluno, dove la partita per il rinnovo del Consiglio provinciale è finita con un 5-3-2, maggioranza alla lista di centrodestra, un risultato sopra le aspettative al gruppo dei candidati civici che conquistano 2 rappresentanti e poi 3 rappresentanti al centro-sinistra. Chiusura scrutinio, c'è stato il punto stampa del presidente della provincia padrina. Sentiamo. Vi comunichiamo i risultati ufficiali di questa tornata elettorale. 532 è il modulo con cui il presidente della provincia di Belluno dovrà familiarizzare per la prima volta dal suo personale esordio a Palazzo Piloni, che è coinciso con l'entrata in vigore della Del Rio, perché per la prima volta a contendersi un posto da consigliere provinciale è stata messa in piedi una vera e propria sfida fra schieramenti opposti con l'esordio di una lista civica. Il nuovo consiglio provinciale uscito dal voto del 16 marzo sarà composto da 5 esponenti di progetto Dolomiti del centrodestra, 3 di Futura del centrosinistra e 2 civici di Obiettivo Provincia. La consigliera più votata è stata Silvia Calligaro, sindaca di Vigo di Cadore, coordinatrice provinciale di Fratelli d'Italia, ma il gruppone di centrodestra che puntava a ottenere la maggioranza assoluta gioisce a denti stretti. Sorride il centrosinistra che ha ottenuto un numero maggiore di voti rispetto alle previsioni e riporta in consiglio Pieve di Cadore con la sindaca Cindy Manusci. La civica è soddisfatta. Il risultato ottenuto pareva insperato e invece mostra come sia possibile
lavorare su un progetto al di fuori degli schemi dei partiti. Per la prima volta in Consiglio la parità di genere non è solo sulla carta. Di contro, a Palazzo Piloni non siederanno rappresentanti delle terre alte. Purtroppo abbiamo penalizzati sicuramente alcuni territori come l'Agordino, che non ha purtroppo nessun rappresentante nel Consiglio provinciale, e le terre alte. Quindi vorrà dire che sarà il Presidente a occuparsi con un occhio di riguardo a questi territori. E sarà il Presidente Padrin a sottoporre al nuovo Consiglio il suo programma presentato nella primavera del 2022. Se la sente di fare un appello alla collaborazione ai nuovi consiglieri provinciali? Ma io penso che l'istituzione della provincia di secondo grado dia come prerogativa proprio quella di collaborare ed amministrare insieme, perché così è stato fatto in tutti questi anni e devo dire che il sistema ha funzionato. Quanto al futuro di Padrin, sindaco di Longarone, prima di Pasqua scioglierò le riserve. Ci sono poi altre elezioni in vista, per esempio a Vittorio Veneto, dove non accenna a ricucirsi lo strappo tra la Lega e uno dei suoi esponenti storici della Marca e del Veneto. Dopo l'espulsione dal partito, Gian Antonio D'Arè starebbe organizzando la contromossa politica partendo proprio da Vittorio Veneto. Che messaggi dare? Non do nessun messaggio, tranquilli, fra poco ci sono le elezioni, finiamo questa amministrazione e dopodiché ognuno per sé e Dio per tutti. Il messaggio più chiaro non poteva arrivare da Vittorio Veneto. Tony D'Arè non ha per nulla intenzione di abbozzare, ma aspetta solo di capire quanto la Lega perderà alle prossime tornate elettorali per riorganizzare, seppur da fuori, la riscossa contro l'attuale dirigenza del Carroccio. E lo farà partendo dalla città della vittoria, consapevole del consenso suo, ma anche del suo candidato Gianluca Posocco, da parte dei cittadini, sindaco attuale in testa. Io ho tanta fiducia in Tony come amministratore, perché ha la caparbietà, la forza, l'esperienza per poterlo fare. Non c'è solo lui. Anche il mio vice sindaco ha dimostrato in questi anni qua di essere estremamente operativo. Nei prossimi giorni dovrebbe delinearsi la candidatura di Posocco, anche se da più parti si ipotizza una lista D'Arè sindaco con capolista l'attuale vice sindaco. Anche perché l'attuale parlamentare europeo vorrebbe marcare bene il suo peso politico proprio in vista di un possibile caso Lega da far scoppiare a Vittorio Veneto, ma con effetto dichiarato via Bellerio a Milano. Un distinguo che si è già visto oggi alla presentazione di un nuovo cantiere con il deputato leghista Gianangelo Boffa a sinistra del presidente Marcon e D'Arè che si è volutamente messo dall'altra parte, lanciando un altro chiaro messaggio sul possibile sostegno di Forza Italia alla sua lista. Abbiamo visto che lei si è messo da una parte e Boff dall'altra. Uno a destra e uno a sinistra. Ma lei dove sta, a sinistra o a destra? Io sto al centro. Un altro comune in fibrillazione elettorale è quello di Bassano del Grappa, dove esaurito lo spazio di manovra la coalizione di centrodestra sembrerebbe ai saluti finali. Vediamo. C'è solo una bava di ragno che tiene unita la coalizione di centrodestra in questo momento. Un filo sottile teso allo spasmo da settimane di tira e molla che hanno allontanato le due sponde in modo ormai quasi inconciliabile. Lega e Forza Italia da una parte, Fratelli d'Italia dall'altra. In mezzo scorre una Brentana furiosa che rischia di trascinare via come stuzzicadenti i resti di quella che è stata un'alleanza di ferro per gran parte degli ultimi 5 anni. Voci sempre più insistenti parlano di una chiusura degli accordi nel grande centro che potrebbe diventare ancora più grande con l'ingresso di Roberto Marin e della sua civica impegno per Bassano, che andrebbero a far compagnia alle già citate Lega e Forza Italia e alla rinata Democrazia Cristiana. Avanti al centro contro gli opposti estremismi, si diceva una volta, appunto per indicare quelle forze moderate in grado di coalizzarsi per opporsi a destre e sinistre propriamente dette. Nella partita potrebbe entrare anche Gianni Castellan di Italia Viva. E Fratelli d'Italia che fa? Al momento sta a guardare, ma si parla di una frenetica ricerca di un candidato costruito in casa per fronteggiare gli ormai ex alleati. Che sia Stefano Giunta, il vice sindaco Andrea Zonta o qualcun altro, questo è tutto da vedere. Dall'altra parte della barricata i giochi sembrano fatti, con Roberto Campagnolo, Gianni Zen e Paolo Rettinò a spartirsi l'orizzonte dove sorge il sol dell'avvenire. Insomma, la ragnatela delle alleanze sembra aver preso forma e potrà finalmente partire la campagna elettorale e a giugno qualche industrioso ragnetto porterà a casa i voti dei bassanesi e qualcun altro resterà con un pugno di mosche.
Per quello che invece riguarda le prossime elezioni regionali, oggi il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani, nel corso di un'intervista a Radio 24, ha lanciato la candidatura di Flavio Tosi a presidente della regione Veneto. Forza Italia, ha detto, proporrà agli alleati un politico di spessore che ha ben governato, è stato sindaco di Verona, conosce l'amministrazione regionale. Noi offriremo questa proposta ai nostri alleati. E intanto continuano le fibrillazioni in casa Lega e sul futuro di Luca Zaia con il segretario leghista Alberto Stefani, che ha blindato la lista Zaia in vista delle regionali del 2025. Sentiamo. Io penso una cosa, ma dico sempre le stesse cose, poi voi mi fate sempre le stesse domande, e dico che i cittadini chiedono di essere liberi nel scegliere la propria classe dirigente, punto. E la cosa tipica in questo paese è che sindaci e governatori non possono ricandidarsi dopo 2 mandati e invece tutti gli altri possono starci a vita. Non nasconde una certa stanchezza sulle questioni più prettamente politiche e partitiche. Luca Zaia, ormai tirato in ballo quotidianamente da colonnelli e compagni di partito. Se nei giorni scorsi Matteo Salvini lo aveva lanciato per l'Europa senza aggiungere altri dettagli, di prima mattina con un'intervista all'ANSA il segretario leghista del Veneto Alberto Stefani lo ha di fatto blindato per le regionali 2025, o meglio ha blindato la lista Zaia, creatura che nel 2020 da sola valeva quasi 1 milione di preferenze. Stefani ipotizza quindi una lista Lega, una lista Zaia e una o più liste civiche di amministratori locali, scenario che convince da Palazzo Ferrofini anche Alberto Villanova, che sembra mandare un nuovo messaggio ai meloniani. Noi un presidente ce l'abbiamo già, si chiama Luca Zaia, abbiamo la squadra, abbiamo le liste che compongono la nostra maggioranza e che ci saranno anche nelle prossime elezioni. Quindi siamo tranquilli e sicuri che insomma con la guida del presidente Zaia riusciremo a fare grandi risultati anche il prossimo giro. Quanto al diretto interessato, lancia la palla in avanti. Penso che manca ancora quasi 1 anno e mezzo, e se passo 1 anno e mezzo a discutere di se ci sarà la lista Zaia, non ci sarà la lista Zaia, ci sarà Zaia, non ci sarà Zaia, forse sarebbe più utile che voi andaste a chiedere ai cittadini che sono qua e vedrete che tutti chiedono la solita roba: vogliamo poter votare. Sullo sfondo la strada tracciata da Salvini, che lo vedrebbe bene in Europa. Di chi? Di Salvini? Ah, no. Guardate, io sono concentrato sulla regione, non ho altro da aggiungere, e vi prego anche di non continuare questa storia, perché avete visto abbiamo 23 bacini già in opera, ne vogliamo mettere a terra altri, noi stiamo lavorando su altri fronti. Andiamo anche a vedere che cosa titola oggi la Nuova Venezia. Vedete questa notizia che arriva da Jesolo: Lampi volta le spalle al senatore di Fratelli d'Italia alla festa del tricolore. Bufera a Jesolo dopo le celebrazioni per la festa dell'Unità d'Italia e i 20 anni del giorno del ricordo, con il parlamentare Roberto Menia. Scambio di accuse tra le parti. Così la Nuova Venezia nella sua edizione online. Ed ora parliamo di economia, perché non solo il comune ma l'intera città metropolitana di Venezia sta diventando l'ultima del Veneto per stipendi, tasso di occupazione e stabilità del lavoro. L'allarme arriva dalla CGIL, che chiede più risorse per l'industria. Venezia sta diventando l'ultima provincia del Veneto, ultima in termini di occupati, ultima in termini di tasso d'occupazione. I dati del Ministero delle Finanze indicano Venezia come il comune capoluogo con il reddito pro capite più basso di tutto il nord-est. La CGIL rilancia l'allarme per l'intera provincia, che si candida ad essere la più povera del Veneto. In controtendenza col resto della regione, nel 2023 la crescita del tasso di occupazione della città metropolitana è stato quasi nullo rispetto al 2022, il dato peggiore dopo Rovigo, e spesso si tratta di lavori poco retribuiti e precari. Nel nostro territorio l'unica economia che continua a crescere e ad avere un numero di occupati dignitoso è l'economia turistica, ma questa economia sta creando un lavoro che sempre i dati evidenziano è un lavoro precario, con condizioni, come abbiamo più volte sottolineato, non adeguate, sia in termini retributive che soprattutto anche in termini di tempi di lavoro. Come per il
Comune di Venezia, anche per la città metropolitana, secondo il sindacato servirebbero politiche di sviluppo che vadano oltre il turismo, un comparto che, dati alla mano, si è rivelato gravemente insufficiente nel reggere da solo le sorti dell'economia. L'industria non dà segnali di ripresa, le costruzioni rimangono stabili e c'è una forte riduzione delle attività di servizi non direttamente collegati al turismo. Una situazione che, secondo la CGIL, rende drammaticamente urgente un cambio di passo politico, a partire dal finanziamento della ZLS, la zona logistica semplificata per Porto Marghera. Servono risorse per l'industria, servono risorse per le bonifiche, serve un piano di sviluppo del nostro territorio, servono retribuzioni più alte per i lavoratori e le istituzioni devono investire e dare messaggi chiari che da questo punto di vista non solo arriveranno risorse, ma arriveranno anche scelte politiche chiare per far tornare Venezia un fattore di crescita e di sviluppo di tutto il Veneto. Il progetto Alta Velocità è destinato a far cambiare volto a Vicenza, ed una delle zone che potrebbero cambiare di più è naturalmente quella della stazione ferroviaria. C'era una volta la stazione di Vicenza, favola di un mondo in trasformazione, storia del 1845, quando partì la prima locomotiva con destinazione Padova. Da quel viaggio inaugurale a oggi sono passati 179 anni e la stazione di Vicenza sta per tuffarsi in un nuovo futuro. Un rifacimento che la proietta tra le stazioni più all'avanguardia. È un giorno importante per Vicenza perché oggi, grazie ad RFI, abbiamo annunciato di fatto una nuova stazione per la città. Nel 2027 prenderanno il via i lavori che vedranno una rifunzionalizzazione totale della stazione con nuovi spazi, nuovi ambienti, una stazione più bella che sarà possibile che sia anche e soprattutto più vissuta. Una stazione più vissuta, più popolata per combattere la desertificazione che porta degrado. Pensiamo che entro il 2030 arriveranno a 6 milioni e mezzo le persone che transiteranno all'interno della stazione di Vicenza, quindi numeri molto importanti, numeri che vanno valorizzati con una stazione all'altezza. E allora diamo un'occhiata a come potrà diventare la stazione di Vicenza, con ambienti rinnovati, con piante, negozi, associazioni del mondo del sociale, ma anche una velostazione, un deposito per biciclette al coperto per i sempre più numerosi cicloturisti. I lavori verranno effettuati in due parti. La fase finale della stazione coinciderà orientativamente nel 2027 con i cantieri dell'alta velocità, ma già dalla fine del 2024 comincerà la riqualificazione con un primo investimento di circa 1 milione di euro. Della prima fase l'obiettivo è riqualificare gli spazi e rendere la stazione più vissuta possibile, che questa è una garanzia anche dal punto di vista della sicurezza degli utenti che stanno in stazione. Sulla seconda fase l'obiettivo è di amplificare il ruolo della stazione come hub trasportistico e come polo di servizi. La stazione avrà un incremento importante di passeggeri grazie all'alta velocità e quindi deve essere adeguata sia dal punto di vista architettonico sia dal punto di vista delle funzioni a questa crescita degli utenti e a questa importanza. Intanto anche il piazzale della stazione è destinato a cambiare. Il progetto, lanciato già l'anno scorso dall'ex sindaco Francesco Rucco, è quello di creare un tunnel per mandare il traffico automobilistico sottoterra, creando una grande zona pedonale tra la stazione e Viale Roma fino a Piazza De Gasperi. L'obiettivo resta quello di portare sottoterra Viale Venezia, quindi la strada che passa davanti alla stazione, di fare un tunnel per consentire di collegare direttamente a livello pedonale la stazione a Campomarzo, di fatto di avere un'unica grande piazza che arriva fino al parco di Campomarzo. Sarebbe una grandissima opportunità per la città, stiamo discutendo con RFI di questo, le possibilità di arrivare al risultato sono buone. Veneto, Regione dello Sport 2024. A Verona il via alle iniziative e ci sono risorse per 27 milioni di euro. Oltre 650.000 atleti tesserati nelle varie discipline sportive, migliaia di società e associazioni sportive, un mondo di volontariato straordinario legato allo sport, oltre il 43% della popolazione veneta che pratica attivamente attività sportiva. Questo fa bene a 360 gradi. Sono questi i numeri che fanno del Veneto la regione europea dello sport 2024, come certificato da ACES Europe, associazione no profit che opera a stretto contatto con la Commissione europea. Tante le iniziative da qui ai prossimi mesi
mesi, ma per lo sport ci sono anche risorse straordinarie per 27 milioni di euro. Abbiamo voluto fare investimenti straordinari nell'impiantistica sportiva affinché gli impianti sportivi siano sempre più sicuri, sostenibili da un punto di vista ambientale, capaci di essere inclusivi con il superamento delle barriere disabili e quindi essere un luogo dove le famiglie possono far praticare ai propri ragazzi in sicurezza l'attività sportiva. Oltre 1000 gli appuntamenti previsti in calendario, con un occhio di riguardo alle disabilità e lo sguardo puntato alle Olimpiadi di Milano Cortina del 2026. Una vetrina importante a livello europeo e anche a livello mondiale, perché ACES lavora anche a livello mondiale, e quindi una promozione turistica, una promozione di far vedere come il Veneto interpreta lo sport come motivo di condivisione, di unione, di inclusione, aggregazione in senso ampio. Il Veneto merita molto dal punto di vista sportivo, per la qualità dei risultati, ma soprattutto per la qualità del lavoro delle società di base che avviano lo sport i ragazzi e ragazze in età molto difficili, particolari a volte, e li aiutano a crescere bene. Continua sprombattuto la missione di rinnovamento della struttura sanitaria bellunese grazie alla vivacità dei fondi del PNRR. Al San Martino di Belluno è stata presentata la nuova gamma camera della medicina nucleare. Eccola in movimento la gamma camera collaudata lo scorso 14 dicembre, già operativa a servizio della medicina nucleare dell'ospedale di Belluno, diretta dal dottor Sergio Bissoli. Un investimento pari a oltre 800.000 euro, 670.000 dei quali derivanti dal fondo PNRR. Qui a Belluno il PNRR, accanto ai finanziamenti regionali che lo hanno affiancato, ha portato ad investimenti oltre i 24 milioni di euro. Di questi una quota parte è destinata appunto alle tecnologie. Oggi 890.000 euro sono stati, come dire, possiamo toccarli con mano con la nuova gamma camera. Una apparecchiatura all'avanguardia che consente l'acquisizione delle immagini scintigrafiche elaborate da medico nucleare per determinare il funzionamento dell'organo studiato e correlare il risultato alla malattia del paziente e alla sua evoluzione. Per la presentazione dell'apparecchiatura, sala convegni piena di camici bianchi e di personale sanitario nel giorno in cui l'Italia ricorda le vittime del Covid e fa memoria della lezione dell'emergenza pandemica. Le macchine da sole non riescono poi a dare una risposta, serve il valore umano. Io credo che l'impegno è proprio quella anche di dare possibilità a nuovi medici a impegnarsi, a essere vicini a queste aziende per dare una risposta ai cittadini. Se all'interno dei presidi sanitari le dotazioni strumentali fanno la differenza, è altresì importante investire nel capitale umano, segmento che è prioritario, ha detto l'assessora regionale alla sanità Manuela Lanzarin. Il momento è molto difficile, ma gli sforzi in campo sono numerosi e in diverse direzioni per continuare a mantenere una sanità a trazione pubblica. Molte iniziative, quella sicuramente i primi bandi relativi al lavoro autonomo in pronto soccorso, emergenza urgenza, che ci ha dato delle grandi soddisfazioni anche a sorpresa, e a breve partiremo con dei bandi per quanto riguarda oculistica e dermatologia, che sono due delle specializzazioni, delle due branche in cui abbiamo tantissime purtroppo liste d'attesa. Ed ora voltiamo pagina, da Belluno ci trasferiamo a Bassano del Grappa perché si alza il sipario sulla stagione dell'asparago bianco DOP e ci racconta tutto Alex Giuliano. 44esima rassegna gastronomica dedicata all'asparago bianco di Bassano DOP. Oggi inizia ufficialmente la stagione di questo prodotto d'eccellenza e se è vero che l'appetito viene mangiando, quella di quest'anno sarà un'annata davvero ghiotta. San Giuseppe, ma oggi è anche la festa del papà e il papà dei prodotti d'eccellenza qui a Bassano e non solo è sicuramente l'asparago bianco di Bassano DOP. Si parte con una nuova stagione all'insegna di che cosa? Sicuramente è un'insegna positiva, anche perché quest'anno rispetto agli ultimi anni abbiamo a disposizione l'acqua. Quest'anno abbiamo iniziato la stagione, anche visto il clima un po' in anticipo di 10 giorni rispetto a questa data, però chiaramente San Giuseppe rimarrà anche da disciplinare, proprio una data importante per l'inizio di questa nuova stagione. L'asparago è un trainatore di tutto il turismo del territorio, diciamo che è il numero uno, ne siamo orgogliosi
siamo i battistrada e gli organizzatori di tutti gli eventi, insomma facciamo la nostra parte, siamo contenti. L'Asparago resta la star, ma l'Oscar per i migliori attori, in questo caso assoluti protagonisti, va senza dubbio ai ristoratori e a chi declina in tutte le sue potenzialità questo prodotto. A tavola come lo mettiamo? Ovviamente con la tradizione, quindi il risotto con gli asparagi, uova e asparagi, queste non mancano in nessun ristorante, credo. Ma la cosa bella è che l'asparago è talmente versatile che possiamo declinarlo veramente in tanti modi diversi. Un momento ormai indimenticabile, ormai più di 40 anni c'è questa rassegna, Bassano si identifica in questo prodotto, la persona esterna da Bassano identifica Bassano quindi sempre con questo asparago d'eccellenza ed è un momento per noi di unione, per far squadra e far capire quanto è importante l'ospitalità nel bassanese. L'asparago è una colonna portante di tutti i generi forestieri, quasi tutti l'Italia, anche nel mondo, che arrivano asparagi. Però noi siamo combatti per accogliere questi clienti e trattarli come Dio comanda. Ci fermiamo per un istante e ci rivediamo tra pochissimo. Trovati in diretta con Focus TG. In questa seconda parte di questa edizione abbiamo un ospite, ci colleghiamo infatti con l'onorevole Massimo Bitonci, che è sottosegretario del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Buongiorno onorevole. Buongiorno, grazie per l'invito. Grazie a lei. Senta, sono tantissimi veramente i temi di cui dobbiamo parlare, tra l'altro sono tutti argomenti molto sensibili perché lei è sottosegretario di un ministero che è un ministero chiave per il nostro paese, quello delle imprese e del Made in Italy. Io partirei proprio con quello che è lo stato dell'arte, vale a dire gli ultimi dati economici che riguardano il nostro paese, sia per quello che riguarda l'occupazione che lo spread. Come siamo messi? I dati dell'occupazione sono assolutamente buoni, direi i migliori degli ultimi anni, perché abbiamo raggiunto 481.000 occupati in più lo scorso anno, quindi un effetto molto positivo, direi anche un effetto che è dovuto anche dalla cancellazione del reddito di cittadinanza, quindi è molto anche da collegare a questo. Ricordiamo come c'è stato un problema soprattutto nell'anno 2022 dove non si trovavano occupati, se pensiamo al nostro litorale veneto, quindi l'occupazione estiva, ma potrei fare anche tantissimi altri esempi. La cancellazione del reddito di cittadinanza con il nuovo reddito di inclusione ha fatto in modo che ci siano molte più persone disponibili e anche lo sviluppo che c'è stato, il rimbalzo che c'è stato lo scorso anno ha portato a questo risultato che direi assolutamente eccezionale, perché un'occupazione di quasi 500.000 di persone in più rispetto all'anno 2022 è un ottimo risultato. Abbiamo avuto un problema di inflazione abbastanza pesante verso la fine del 2022, inizio 2023, i cittadini e chi ci segue si ricorderà, insomma abbiamo raggiunto quasi il 12% in più di inflazione, ma la buona notizia è che durante il 2023 è progressivamente calata e abbiamo degli ottimi risultati per quanto riguarda il mese di gennaio e febbraio. Andiamo verso un'inflazione del 2024 che si attesterà al 2%. Perché dico questo? Perché ovviamente l'inflazione va a diminuire il potere d'acquisto e quello dei salari delle nostre famiglie e quindi dei nostri lavoratori. Direi un dato positivo è assolutamente lo spread, che è un dato importante quando si parla di economia, uno spread che è stato in ribasso negli ultimi mesi e continua a diminuire. Lo spread è
il differenziale tra la percentuale dei titoli italiani e i Bund tedeschi. Le chiedo che cosa significa per noi, per il cittadino comune, questi dati che riguardano lo spread, perché sa, molti lo sentono nominare spesso ma forse non hanno esattamente idea di poi quali siano le conseguenze per i cittadini. Ma le conseguenze, guardi, nonostante la scelta che io ho ritenuto poco in linea con le politiche economiche sia a livello nazionale che europee dello scorso anno della BCE, dove è stato aumentato progressivamente il tasso di riferimento che fa riferimento quindi al sistema bancario, che è arrivato al 4,5%. Lo spread fa sì che attualmente i tassi di riferimento per quanto riguarda ovviamente il sistema dei finanziamenti alle nostre imprese diminuisca, quindi c'è una diminuzione costante del tasso di interesse sui finanziamenti alle nostre imprese e anche influisce in maniera positiva su quello che sono gli interessi passivi del debito, anche se devo dire che questo è un dato che è estremamente aumentato nell'anno della pandemia. Chi ci segue si ricorderà tutta una serie di interventi che sono stati fatti dal governo, che ha portato a un ultimissimo dato proprio di questi giorni, a un debito pubblico che sfiora i 2.790 miliardi, siamo al 137% della percentuale del rapporto debito-PIL, che è comunque diminuito di 3 punti rispetto a quello di un anno e mezzo fa, quindi c'è una flessione del debito, ma c'è stato un fortissimo incremento durante il periodo della pandemia. Perché spiego questo? Perché ovviamente l'aumento del debito pubblico e l'aumento dei tassi di interesse a livello europeo, oltre ad andare a colpire le nostre imprese, quindi con un effetto che viene chiamato di credit crunch, ha aumentato anche gli interessi passivi sul debito pubblico, che sono passati dai circa 95 miliardi dello scorso anno, quest'anno raggiungeremo quasi 120 miliardi di debito pubblico. Quindi capite benissimo che nel momento in cui, quando ci sono interessi passivi così alti, puoi avere il saldo primario, cioè tra le entrate e le uscite dello stadio, spieghiamola in maniera semplice, anche positivo, ma con questo peso del debito pubblico sappiamo che aumenta progressivamente il deficit. Il deficit previsto per quest'anno è ancora molto alto, è del 7%, circa 7% rispetto alle previsioni, però ovviamente è influenzato da tutta una serie di dati economici come quelli che ho appena detto. Certo. Però c'è questa progressiva diminuzione del debito pubblico che direi che è assolutamente positiva. Parliamo di incentivi alle imprese, naturalmente è un argomento sensibile per la nostra regione, che fortemente ha vocazione imprenditoriale, anche del piano transizione 5.0 per cui lei ha la delega. Tra l'altro il ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, ha definito il piano transizione 5.0, leggo testuale, l'architrave della nostra politica industriale per consentire alle nostre imprese di innovarsi e vincere la sfida della duplice transizione digitale e green nei 2 anni decisivi 2024-2025, per cui una sfida che è in pieno corso. Ma tutti si ricorderanno le polemiche dello scorso anno in legge di bilancio, dove le risorse, seppur scarse, sono state utilizzate per il taglio delle aliquote dell'IRPEF e per il taglio dei contributi per i lavoratori dipendenti, quindi la maggior parte della manovra è andata lì, e quindi c'è stata una polemica da parte del mondo imprenditoriale, soprattutto di Confindustria, dove si continuava a ripetere che c'erano pochi incentivi per le imprese nella legge di bilancio. Noi sappiamo benissimo che c'era una trattativa a livello europeo che è andata a buon fine, si parla quindi non solo del PNRR ma del Repower EU, quindi i fondi del Repower EU con il benestare dell'Unione Europea sono stati utilizzati per mettere in piedi questo piano transizione 5.0, sono 6,3 miliardi, ma complessivamente insieme
chi ci segue imprenditore lo sa benissimo, Industria 4.0 si arriva a quasi 13 miliardi di finanziamenti alle imprese. Direi molto importanti perché sono finanziamenti che servono per accompagnare il nostro sistema produttivo, quindi allargati a tutte le imprese, verso la transizione digitale, la transizione ecologica, anche l'acquisto di pannelli fotovoltaici. Abbiamo tolto, grazie alla mia anche sollecitazione che veniva dal Montaltigiano, questa limitazione che c'era nella bozza iniziale quando è entrato in Consiglio dei Ministri, che era di 40.000 euro, quindi si possono acquistare anche pannelli fotovoltaici, batterie, ma soprattutto si possono acquistare macchinari per l'industria, ed è un credito d'imposta molto importante perché si va dal 35% fino al 45% di credito d'imposta per tutti quanti, con un vincolo direi importante, che è quello di ridurre del 3% oppure anche del 6% del 10%, o del 10% quello che è il consumo energetico. Ci sarà una certificazione ex ante e una certificazione ex post, questo per evitare i problemi di Industria 4.0 e del contenzioso dell'Agenzia delle Entrate, di quegli imprenditori che si sono visti contestare il credito d'imposta da parte dell'Agenzia. Con questo piano, che verrà gestito direttamente dal Ministero, quindi a breve apriremo lo sportello e quindi si potrà fare domanda fino a capienza di 6,3 miliardi per l'anno 2024-2025, quindi ci sarà la possibilità di avere questi crediti d'imposta, direi molto importanti per la transizione digitale e anche ecologica, ma l'acquisto dei macchinari che sono gli stessi dell'allegato AEB che c'è nell'Industria 4.0. Se non erro, Bitonci, ci sono anche dei corsi di formazione per aumentare la professionalità di chi lavora nelle aziende? È previsto anche rispetto al passato un 10% quindi dell'importo complessivo dell'investimento in corsi di formazione fino a 300.000 euro, quindi ritorna anche la formazione incentivata con credito d'imposta. Sottolineiamo che si parla di formazione legata a quei dipendenti, quindi legata alla digitalizzazione, all'utilizzo dei macchinari, e non quell'abuso che c'è stato negli anni passati, dove si facevano corsi di formazione su materie che non c'entravano nulla con quelle che sono poi gli investimenti e i finanziamenti che vengono erogati dalla parte pubblica. Certo. C'è un altro tema caldissimo che sicuramente interessa molto ai nostri telespettatori qui in Veneto: il credito, l'accesso al credito, il credito alle imprese e il fondo di garanzia per le piccole e medie imprese. Anche qui lei ha la delega al Ministero. Sì, abbiamo fatto un importante lavoro lo scorso anno perché durante il periodo del Covid in Europa c'è stato si chiama Temporary Framework, c'è un periodo temporaneo di sospensione per quanto riguarda i parametri europei, e che ha dato la possibilità durante la pandemia, ma anche post pandemia, anche durante la crisi ucraina, di dare garanzie al 90 e anche al 100%, vi ricordate, fino a 35.000 euro, ma anche garanzie SACE molto superiori. Abbiamo lavorato tutto lo scorso anno insieme a tutte le associazioni di categoria e Confindustria, ma anche con tutti quanti i confidi, con gli artigiani, i commercianti. Abbiamo redatto, e l'ho seguita io, devo dire, direttamente, ho fatto tutti gli incontri, ho cercato di capire quale poteva essere questa riforma del fondo di garanzia, e nella scorsa legge di bilancio abbiamo approvato una riforma molto importante che dà maggiore spazio ai confidi, quindi ai confidi artigiani e non solo, con la possibilità quindi di non solamente erogare credito, ma di dare anche garanzie fino a 80.000 euro, che si chiama importo ridotto, garantire le imprese nelle varie fasce dal 60% al 55%,
Pensate, per farvi capire quanto è importante il fondo di garanzia, io continuo a ripetere che senza garanzia non esiste il credito alle imprese, che attualmente attraverso Medio Credito Centrale e Fondo di Garanzia garantiamo le imprese italiane per 250 miliardi, quindi capite quanto è importante e quanto sia una di quelle politiche economiche del credito che doveva essere fatta e continua a essere fatta a sostegno delle nostre imprese, soprattutto in un periodo così delicato per il credito. La riforma come Veneto, Bitonci, lo stato delle nostre imprese, siamo sempre la locomotiva d'Italia? Ma noi siamo al secondo posto a livello nazionale dopo la Lombardia. Siamo ovviamente sempre la locomotiva d'Italia, non nascondiamoci però che non è un momento facile per le nostre imprese, proprio per questo abbiamo messo in campo tutta una serie di misure di sostegno. Il periodo non è facile per fattori ovviamente non di carattere nazionale ma di carattere internazionale. Siamo stati fortemente colpiti dalla guerra in Ucraina, molte nostre imprese lavoravano ovviamente sia se pensiamo al tema dell'agricoltura per quanto riguarda l'Ucraina, ma al tema anche delle nostre imprese che lavoravano con la Russia, problema che si è inasprito poi con l'attuale conflitto in Medio Oriente, soprattutto per quanto riguarda l'aumento del costo dei noli legato al trasporto, con le difficoltà che ci sono di attraversamento dello stretto di Suez con gli attacchi degli Houthi che sono diventati ormai giornalieri. Questo ha portato a un aumento importante dei noli che ha fatto riprendere il costo del trasporto per via marittima per quanto riguarda le nostre imprese, per chi importa prodotti e materie prime fondamentali. Quindi è un tema delicato, ma speriamo il ministro Urso ha detto che il governo sta vagliando anche a partire dai porti dell'Adriatico, noi chiaramente pensiamo a Venezia e a Trieste, a dei risarcimenti. C'è tutto un tema legato alle politiche di sostegno alle imprese che sono particolarmente colpite e tutto il tema portuale che noi stiamo valutando come Ministero. Proprio negli scorsi giorni a Verona si è tenuto prima un B7 e poi un G7, c'è questa riunione di carattere internazionale con i paesi del G7, ma il giorno prima l'abbiamo fatto con le imprese del G7, dove sono emerse tutta una serie di tematiche che poi sono state sviluppate in una proposta, chiamiamola risoluzione dei paesi del G7, su alcune tematiche estremamente delicate come queste di cui abbiamo appena parlato, ma come il tema anche dell'intelligenza artificiale e come cercare di trovare una soluzione tra i paesi del G7 sul tema dei semiconduttori, sul tema delle reti e questa forte aggressività che viene dall'industria cinese, soprattutto per quanto riguarda il settore dell'automotive, ma non solo, del settore dell'elettronica, il settore dei chip. E ho colto, devo dire, io ho partecipato ai lavori, ho colto per la prima volta una unità di intento da parte di tutti i paesi nella considerazione che bisogna lavorare tutti assieme per cercare di contrastare questa ormai superpotenza economica che è diventata la Cina per quanto riguarda tematiche come dicevo prima, il tema soprattutto dei semiconduttori, dei chip, delle reti, ma non solo. Bitonci, questo ci porta poi, adesso che stiamo parlando di politica estera, anche al grande tema del piano Mattei, le polemiche sull'accordo con l'Egitto, però le chiedo un istante e vi chiedo un istante di pazienza, ci dobbiamo fermare per un istante e ci rivediamo tra pochissimo.
diretta con Focus TG, siamo in compagnia dell'onorevole Massimo Bitonci, sottosegretario al Ministero delle Imprese del Made in Italy. Stavamo parlando di politica estera e in particolare del piano Mattei, non solo ma anche delle polemiche che si sono sviluppate per quello che riguarda l'accordo che la Premier Meloni ha stretto con l'Egitto. Bitonci. Il piano Mattei è un piano quadriennale di cooperazione con i paesi africani. Io penso che sia questa la strada giusta, cioè non girare la testa dall'altra parte, ma cercare di affrontare alcune tematiche estremamente delicate legate anche a questa grossa spinta dal punto di vista dell'immigrazione anche clandestina. Quindi il governo ha voluto affrontare questo tema, se ne parla da anni, è un tema che è in linea con le politiche europee, anche se devo dire che su questo l'Europa ha fatto molto poco negli scorsi anni. Ovviamente è un programma che punta alla formazione, quindi alla creazione di scuole di formazione sul posto, un tema legato all'acqua, quindi alla possibilità che ci sia acqua potabile in alcune zone dell'Africa, un tema legato all'energia, un tema legato quindi alla cooperazione. Poi dal punto di vista politico io ho visto le polemiche di questi giorni. Io penso che l'Egitto abbia ovviamente grosse responsabilità per quello che è accaduto nel delitto di Regeni. Grossissime responsabilità e i processi stanno andando avanti e speriamo che si arrivi poi anche alla conclusione e alla verità, perché penso che tutte le persone e anche il popolo italiano vuole sapere esattamente quello che è successo, come è successo, che i responsabili siano ovviamente accompagnati alla giustizia. Però devo dire che non possiamo non parlare con i paesi del Nord Africa, cioè è importante per noi tenere dei buoni rapporti con tutti quanti i paesi, anche per non consegnarli poi ad altri paesi, come è successo negli ultimi anni con la Cina, cioè il disinteresse dell'Europa nei confronti dell'Africa ha aperto le porte alla Cina, che ha occupato moltissimi spazi, e così con l'Egitto disinteressarsi o chiudere la porta all'Egitto vuol dire aprire le porte all'Egitto magari alla Russia o ad altri paesi. Quindi io penso che sia giusto che l'Italia occupi tutti gli spazi possibili e lo faccia attraverso anche le proprie società statali e multinazionali. Infatti, siccome purtroppo abbiamo tantissimi argomenti e purtroppo poco tempo, la riforma fiscale, qua siamo veramente in un argomento sensibile che tocca le tasche dei cittadini. A che punto siamo e quali saranno i provvedimenti più importanti di questa riforma? Questa è una riforma molto importante, direi assolutamente epocale. L'ho seguita anch'io direttamente, anche se sono al Ministero delle Imprese, però l'ho seguita come gruppo economico della Lega. Si è partiti già qualche anno fa, infatti l'attuale viceministro Leo faceva parte dello staff mio di Garavaglia quando eravamo al Ministero dell'Economia ancora nell'anno 2018, dove è partita la prima riforma della flat tax, cioè il regime forfettario, che adesso ha raggiunto 2.200.000 partite IVA. Pensate che grande successo. La riforma si basa su una rimodulazione delle aliquote IRPEF, su una semplificazione del sistema fiscale. Sappiamo quanto importante sia il costo degli adempimenti fiscali, amministrativi e burocratici. La CIA di Mestre ha valutato in circa 50 miliardi all'anno per le nostre imprese il costo della burocrazia, che quindi va a carico delle nostre attività. La riforma del contenzioso, abbiamo 1.250 miliardi di magazzino fiscale, è appena stato approvato un decreto che punta a delle misure deflattive del contenzioso,
l'agenzia riscossione non funziona bene, maggior parte di questi crediti che l'agenzia e di queste cartelle sono cartelle assolutamente inesigibili, quindi bisogna fare un'operazione verità, un'operazione pulizia, in modo che sia assolutamente il sistema sia efficiente. Si va a una riduzione del numero delle imposte, un taglio importante anche per le imprese, perché ci sarà, come è già stato fatto lo scorso anno, un taglio dell'IRAP che è partita dalle partite IVA individuali, poi per passare alle società di persone e poi società di capitali, quindi una grande semplificazione, quindi con una sola tipologia di imposta, e si va verso un sistema nuovo anche con un unico codice, con una serie ovviamente di capitoli, ma una rivisitazione del codice tributario, in modo che sia più facile e accessibile per tutti. Quindi semplificazione, riduzione delle imposte e cancellazione anche di microtasse. Pensate che ci sono quasi una ventina di microtasse il cui gettito è esiguo e c'è un costo maggiore per la riscossione, quindi una totale riorganizzazione del sistema tributario. Bitonci, l'ultima cosa che le devo chiedere è quella che è stata definita qui in Veneto un po' la madre di tutte le riforme, che è quella sull'autonomia. Anche qui ci sono state alcune polemiche, anche delle frizioni, perché secondo delle indiscrezioni Fratelli d'Italia sta un po' rallentando, perché questa riforma deve andare di pari passo con quella del premierato. Ricordiamo a chi ci ascolta che la riforma dell'autonomia differenziata è già in attuazione dell'articolo 116 terzo comma della Costituzione, mentre il premierato è una riforma costituzionale, quindi chi parla probabilmente non conosce bene le norme. Questa è un'attuazione, in effetti è stata approvata al Senato e in discussione alla Camera, e ricordo che il relatore è il nostro segretario Alberto Stefani, che è parlamentare e quindi relatore anche del provvedimento, quindi ci dà anche maggiore garanzia. È stata approvata al Senato, quindi una volta alla Camera poi comincerà la trattativa tra lo Stato e le regioni per le intese, e questo è il momento importante in cui la Regione Veneto, attraverso il nostro governatore, chiederà una parte o tutte le 23 materie. Ricordiamo che queste possono andare avanti, questa richiesta da parte della Regione Veneto, a parte quelle materie che sono legate ai diritti civili e sociali, su cui stiamo già lavorando sui livelli essenziali delle prestazioni. Livelli essenziali di prestazioni che sono alla base per garantire a tutti i cittadini, non solamente veneti a livello nazionale, le prestazioni uguali. Faccio un esempio per tutto, quello degli asili nido o prestazioni di carattere assistenziale, che ovviamente deve essere uguale per tutti. È una grandissima riforma che porterà anche delle economie, vengono trasferiti ovviamente dallo Stato centrale le materie a livello locale, inizialmente col costo storico, poi attraverso il costo standard, e le eventuali economie che potrà fare e assolutamente farà efficientando la Regione Veneto potranno essere utilizzate per investirle per esempio in sanità o in altri servizi ai cittadini. Concetto molto importante è la su questo investimento, mi dica quest'ultimo, perché purtroppo dobbiamo chiudere perché siamo proprio in chiusura. Io continuo a ripetere da anni che il passaggio fondamentale è la compartecipazione, quello che hanno le altre regioni a statuto speciale. Ci sarà la compartecipazione ai tributi, e quindi una parte di ciò che versa il cittadino rimarrà nel territorio, nel nostro caso nel territorio veneto. Bene, noi ringraziamo l'onorevole Massimo Bitonci, sottosegretario al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, per aver partecipato a questa edizione di Focus TG. Gli auguriamo naturalmente buon lavoro. Grazie, buona giornata a tutti. Quindi buona giornata, mi unisco a questo augurio di buona giornata dell'onorevole Bitonci ai nostri telespettatori. Vi ricordo che l'informazione di Rete Veneta torna a partire dalle 18:50 con il telegiornale di Bassano del Grappa. Grazie per averci seguito, arrivederci.